Finisce 3-3 tra Follonica e Sandrigo. Il Follonica voleva questa vittoria, Sergio Silva, soprattutto per Simone Pantani. Penso che si è visto, l'abbiamo anche dimostrato in pista, i ragazzi non posso dire niente, avevano provato in tutti i modi, a volte nel modo sbagliato, ma hanno provato, a volte nel modo giusto, perché penso che abbiamo fatto delle belle cose, siamo arrivati davanti al portiere tante volte. Era una partita particolare, tutti volevamo fare o ottenere un risultato diverso, però a volte le situazioni come queste che siamo ti possono dare qualcosa in più e a volte ti possono togliere, quindi c'è niente da dire. Simo lo sa che volevamo, i ragazzi ci hanno provato in tutti i modi, non va bene così, però ci facciamo andare bene così. È chiaro, la vittoria sarebbe stato per lui un bellissimo regalo, ma credo che comunque vedere un Follonica così, un Follonica che ha dato tutto, veramente anche più di tutto, dal primo all'ultimo minuto, credo che lui sarebbe rimasto soddisfatto e sarebbe venuto come sempre negli spogliatoi a farvi complimenti. Sì, anche quando le cose non andavano bene eri prima a vedere il positivo, magari in situazioni serate non tanto positive. Lui è con noi, sarà sempre con noi, non lo dimenticheremo mai, sarà una forza in più per quello che viene, perché c'è ancora tanto. Niente, volevamo regalargli sicuramente un risultato diverso, non è stato possibile, ma ai ragazzi non si può dire niente, ragazzi non si può dire niente, l'ho già detto nei spogliatoi, ci accontentiamo di questo, anche se non è facile, perché È durissima, però il Follonica, come detto, tutto quello che è successo stasera era una serata particolare, un clima particolare, c'era la voglia da parte di tutti di spingere la squadra verso questa vittoria, ma non è stato possibile, ma credo che passi in secondo piano, insomma, credo che l'impegno, il cuore, la determinazione, la voglia di regalare a Simone questa gioia era talmente grande che... io penso che sono situazioni che tante abbiamo già passato. Come ho detto prima, qualcosa ti può togliere sulla lucidità, perché veramente siamo arrivati tante volte davanti al portiere. Abbiamo cominciato bene la partita perché abbiamo fatto subito 1-0. Io penso che se riusciamo, perché i primi 5-6 minuti abbiamo creato tanto senza concedere quasi mai, prima di subire un gol un po' ricambolesco, penso che la partita era un'altra, perché quella voglia di fare o strafare per lui si trasformava in altro e magari con più tranquillità si poteva ottenere un'altra prestazione e un altro risultato. Però ha detto tutto sull'impegno dei ragazzi, sul cuore che ci hanno messo, la voglia di fare qualcosa anche per lui, non si può dire niente, quindi ripeto, lui sarà con noi sempre, ci aiuterà altre partite e penso che tutto quello nel bene e nel male che faremo, non dico che è per lui, ma è anche per lui, perché così è. Simo era troppo importante per noi, per me in particolare, e niente, è difficile in queste, se mi permetti. La gente oggi ha visto, e io ho visto la gente con la squadra che era quella squadra di Simo. Vorrei vedere altre volte, ringraziarli di essere venuti oggi a darci una mano per oltrepassare questa situazione che non è semplice. Continuiamo insieme perché lui questo voleva, quindi ringraziare la gente perché c'era tanta gente oggi. Altre volte perché non finisce qui, abbiamo bisogno di questo tante altre volte. Grazie.